La CISL FPI cerca da sempre di unire il comparto, di fare proposte coerenti, in grado di valorizzare il lavoro e le specificità. Tutto a tutti, ma indifferentemente, non è l'obiettivo della CISL, né un obiettivo serio, in primis per rispetto di chi lavora. Occorre fare un salto di qualità, occorre lavorare su due fronti. Il primo, stabilizzare i salari e dunque continuare a fare PEO, progressioni economiche orizzontali, nei limiti dei pensionamenti e della sostenibilità del fondo. Occorre anche spendere i soldi del welfare. Secondo, occorre valorizzare le professionalità e le responsabilità. E allora occorre investire sulle posizioni organizzative